Allora, adesso voglio raccontarvi un attimino proprio due paroline. Ognuno pensa che questa canzone che adesso vi canto è stata scritta perché forse mia madre era morta, era finita, invece no. Io stavo nel Jolly Hotel a Palermo un giorno e mi venne in mente di scrivere una canzone che parlava di mia madre che morisse, perché poi le canzoni drammatiche sono sempre quelle che piacciono, no? La gente può piangere. E quando l'ho scritta e l'ho portata a Napoli, ho detto a mia mamma, perché mia mamma era la nostra prima critica, perché voi forse non sapete, ma mamma cantava meglio di Giulietta Sacca, aveva una voce meravigliosa, eh? E allora, quando gli portai il testo, la canzone, e io gli dissi, mamma, ho fatto una canzone che parla di te, mamma ricette, ovvero, ma è bello come un frate grande, dicetti mamma, è più bella. Però l'unica cosa, scusate se dico una piccola parolaccia, però è la parolaccia di mamma. Io gli dissi, mamma, però purtroppo da sta canzone devi morire. Mamma dice, mamma fammi un cacchito di vino. Ma io sciavi fuori. Ah, se muo fa morire. Cioè, no, mamma, ma tu sai che tu quando uno dice, quando stai accorto che tu muore, è buon auguri, mamma, ma non ti permettere proprio, perché ti spacca la cava. Poi invece mio fratello l'ha convinta e abbiamo fatto questa canzone. Ascoltatela, perché quando l'ho scritta veramente io ho pianto, perché quando si perde la madre si perde un pezzo del cuore, perché la mamma è sempre è la cosa più bella che esiste. Prego. Pronto Mario? Sono Morena, dove stai? Sto a Palermo. Sto quasi per cantare. Magari qualcosa. Come mai stai telefonando, eh? No, niente. Faccio telefonato perché... No, niente. 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 Che sta telefonato come strano. Ti sento già che lacrime in la voce. Pare che mi vorrei qualcosa. Parla, ti prego, non mi fa morire. Ti prego, state calmo, frato mio. Mamma Maria, ti amo, figlio mio. Tengo un desiderio di rovere. Prima stasera pure tambile Non dice che niente, faccio capire già, ma piglio per il lavoro, venga a Napoli. mamma Maria sempre, io prima figlia mia, e quando c'è morire vicino a me a stare. Attenzione prego, i passeggeri diretti a Napoli con volo AZ439 sono pregati di presentarsi alla sala d'imbarco B22. Non sto capendo, sto più vicino a te, ma non sto dicendo, tu che hai creato bene, si incontra chi va male, tu sulla cosa fa, non va pigliare. Abbraccio per un piagna così, hai fatto quello che poteva fare, con te che allora tu mi respiri, ma se tu non si sceglie più, Ma come mi può sto destino, ma l'era già bisogno. Mamma mia, chissà poi che sto figlio mio, di amore tu stai fuori per cantare. un bel applauso al Teatro Vito Zappalà per questa grande organizzazione. Grazie.
e quando ci morì vicino a me a testa, mo si torna da Napoli, purtroppo è partigiana, mentre mi accarezzava, parlava sempre te. Io non mi sono tuo, ma ci ho pregato a fare, sono la pigliata già. Pronto, Mario, grazie. Voglio dire grazie agli amici che sono venuti da Catania, da Siracusa, da Reggio Emilia, sono venuti qua a trovarmi per questo grande concerto.